stato ora, silver da Magadene di Stampora, perciò da puta parte questa canzone, con tanta gioia e felicità. Ciao, buonasera, eccoci qua di nuovo insieme a noi. Ci eravamo rimasti al 2025, infatti abbiamo messo un po' di canzoni dell'anno scorso, Cantanola 2025. A questo punto Giorgio direi di partire con la sigla, con l'inno di San Paolino e poi salutiamo ai nostri radioascoltatori. Ecco che qua ci siamo quasi con il nostro inno di San Paolino. Ci eravamo rimasti a giugno del 2025, adesso siamo a maggio del 2026, benvenuti a questa nona edizione, la prima puntata di Cantanola Gigli di Nola in radio. Buonasera da Lello De Lucia. Buonasera anche da Giorgio Napolitano e naturalmente questa sera grande novità, grazie all'iniziativa di Antonino Cassese, siamo in diretta anche su Portale 80035, ringraziamo davvero per la collaborazione e naturalmente quello di aprirci anche ad un altro pubblico ci fa piacere, ma naturalmente vogliamo la vostra condivisione. Naturalmente potete sia inviarci dei WhatsApp o se magari volete commentare sulla diretta tutto quello che avete da dire sulla festa dei Gigli, perché naturalmente questo è un canale aperto a tutti. Bello, ricordiamo il numero. Allora, il numero della diretta è 328 374 6437. Ripeto, 328 374 6437. Vi mandiamo in diretta quello che volete dire, la vostra opinione sulla festa dei Gigli, sia quello dell'anno scorso e sia quello che il mese prossimo avverrà, il mese di giugno. Allora, buonasera a tutti quanti voi, i nostri ascoltatori di Radio Cantanola Gigli di Nola in radio. Come diceva il collega Giorgio, salutiamo gli amici di 80035, in particolar modo il presidente Antonino Cassese. Ciao Antonino, ti ringraziamo per questa collaborazione insieme, infatti tutte le puntate che trasmetteremo saranno in collaborazione con 80035. Abbiamo abbiamo scelto, sperando che sia stato anche di vostro gradimento, le 9 canzoni da votare di quest'anno 2026 e quest'anno ci sono anche dei cantanti che cantano ancora. Di solito mettevamo cantanti vecchi, canzoni vecchi, però abbiamo cambiato un attimino, abbiamo messo anche canzoni dell'84, 94, quindi canzoni un pochettino più recenti. L'importante è che siano prima del 2000, perché è canzone del Novecento, quindi in perfetto tema. Ma di solito noi mettevamo canzoni proprio degli anni 70, anni 80, però abbiamo fatto bene a mettere, anche perché qualcuno, anche se qualcuno dice guarda quelle sono sempre le canzoni più belle e più ricordevoli, che li cantiamo ancora, ma anche queste comunque non sono male. Allora Giorgio, vado ad elencare prima le 9 canzoni in gara e poi dopo andiamo a elencare i thank you di questa
di questa prima puntata di Cantanola Gigi di Nola in radio. Allora vi raccomando, come fate per votare? Per votare o mandare un messaggio in privato a Cantanola Gigi di Nola in radio, oppure mandare un'email a cantanola@gmail.com. Queste sono le nuove canzoni in gara. Ortolano 1972, Festa di Peppe Carosone. Salumiere 1984, A più bella del rosa di Enzo Parisi. Bettoliere 1973, Paquet, Tonino Di Maiolo. Panettiere 1994, Nata canzona di Tino Simonetti. Barca 1980, A Varca di Sun di Tonino Giuliano. Beccaio 1983, Aculari San Paolino di Carmine Parisi. Calzolaio 1980 e Torno Tora di Domenico Rufino. Fabbro 1978, Preghiere una sposa di Mimmo Marotta. E infine Sarto 1984 e Festa Paesà di Raffaele Caccavale, che ricordiamo quest'anno Raffaele Caccavale è anche maestro di festa del Giglio del Bettoliere. Allora, queste sono le 9 canzoni in gara da votare. Ripetiamo come votare: o mandare un messaggio in privato, oppure tramite la nostra email che è cantanola@gmail.com. Votate queste 9 canzoni che dopo facciamo il ripicco, vi facciamo ascoltare. Ci saranno premi per tutti. Una cosa molto importante: quando voi votate rimanete anche il vostro recapito telefonico, perché ci saranno anche tre estrazioni, 3 vincenti, quindi potete vincere un premio da Cantanola Gigi di Nola in radio, 3 persone per aver votato la canzone eterna. Quindi vi raccomando di rimanere il vostro recapito telefonico. Allora Giorgio, andiamo con i thank you? Vai. Ok, allora ringraziamo anche per i nostri thank you di questa edizione, che è la 9ª edizione. L'anno prossimo saranno 10 anni, mamma mia come passa il tempo. Allora, di Carmine Napolitano, fotografo a Nola in Napoli. Minichini Meeting Club Eventi, Castelcicala, Nola, sarebbe l'ex Santa Lucia. Tutto ufficio Buffetti di Tortora Edoardo in via Saviano a Nola. Poi c'è Citroen Iannicello, via Varianta 7 bis a Nola, che anche lui è maestro di festa del Giglio dell'Ortolano. Tenuta la Marca Eventi in via San Francesco d'Assisi a Saviano. Bar Pasticceria Minichini in via Stella a Nola. Gruppo Vecchione Home. Gioielleria d'Amore via San Felice Nola. Pacchetta ristorante e pizzeria a Domicella. Falegnameria Talese a Nola. Abbigliamento La Gatta a Brusciano. Pizzeria Gastone a Cimitile. Studio legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano. Gioielleria Cerno a Saviano. Antica Fioreria De Filippis a Nola. Neon Carm, insegne luminose a Nola, località Pizzone. ECAEP Moda Bijou. Sartorie Marinare Moda Mare. Lulu Parfum in via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviano. E infine c'è anche il nostro Cantanola Show per eventuali vostre feste private e show con Titti Labora. E questo sono i thank you ancora sempre a queste persone. Allora, carissimo Giorgio, passiamo ad ascoltare subito, le 9 immediatamente. canzoni, poi naturalmente ci sarà un momento dove faremo qualche giustamente osservazione insieme a voi. Ricordate, potete commentare la diretta oppure mandarci un WhatsApp vocale, un WhatsApp di testo. Ricordiamo di nuovo il numero. Allora, il numero ve lo raccomando, segnatelo, è 328 374 6437. Se non volete intervenire in diretta, Adesso potete mandare un messaggio. Lo scriviamo anche sul primo commento. Oppure mandare un messaggio in privato. Partiamo con le 9 canzoni della 9ª edizione. Prima lo stacchetto Cantanola, eccoci qua, adesso ci siamo. Questa è la sigla di apertura, naturalmente con l'inno.
naturalmente le abbiamo pubblicate sui nostri social, quindi YouTube, anche Instagram e Facebook cantano la Girino Italia. Ortolano 1972, Fiesta, Peppe Carosone. Salomile 1984, è più bello dei Rosa, Enzo Parisi. Pettoline 1973, Pacchi, Tonino Di Maiolo. Panettiere 1994, Nata canzone, Tino Simonetti. Sta festa così bella come l'amore, sti cuori che sono sempre innamorati, ad anno di tempo sapevo di te. So Cristo giuro, eternamente a gioia di buona, un amore che nessuno può sapere, che stia risposta mica non va a te. Barca 1980, Barca di Suono, Tonino Giuliano. Beccaio 1983, Apulano di San Paolino, Carmine Parisi. Sta città, ma parla brillando come il giornale, mi si sposta per qualificare. Ma dinda sta vetrina, tratando di pizzare, si trova una bullata, una vera rarità. Sono solitario, gli unici carare, ricciato qua passione, dove non va. Qua perlo, qua diamante, smeralda, qua marina, qua gemma profumata, qua cinesta pietà. Calzolaio 1980 e Tornatore, Domenico Rufino. Fabbro 1978, Preghiera una sposa, Mimmo Marotta.
conoscenza, trabalhando con gli sposi e con la mamma, fammi grazia dopo di quella, Giulia quando balla una vigilia, tu giura pure mia sarà parlare. Sarto 1984 è Festa Paesana, Raffaele Caccavale. Ma che ci vogliono sì, una pata brune, per questo cuore mamma fa morire. Allora, eccoci qua, abbiamo ascoltato quindi le 9 canzoni della Canzone Eterna, Cantanola 2026, non edizione. Ascoltate e votate la canzone preferita perché ci saranno premi anche per coloro che hanno votato. Potete sia inviarci dei messaggi in direct sui social, quindi questo video lo troverete su YouTube, Instagram e anche Facebook Cantanola Gigli di Nole Radio, oppure inviarci una mail a cantanola@gmail.com. Ricordiamo velocemente le canzoni, quali sono in gara quest'anno, gara per modo di dire, diciamo è una gara molto piacevole. Sono tutte belle, Tutte belle, assolutamente. Ortolano 1972, Fiesta, Peppe Carosone, Salomire 1984, A più belle di Rosa, Enzo Parisi, Bettovile 1973, Pacchetto, Nino Di Maiolo, Panettiere 1994, Nata Canzone, Tino Simonetti, Barca 1980, Marche dei Suon, Tonino Giuliano, Beccaio 1983, Agulani San Paolino, Carmine Parisi, Carzolaio 1980 e Tornatore, Domenico Rufino, Fabbro 1978, Preghiera una sposa, Mimmo Marotta, Sarto 1984 e Festa Paesà, Raffaele Caccavale. Bene, allora, adesso andiamo, insomma, abbiamo fatto una vasta introduzione, salutiamo ancora anche gli amici che ci seguono da Portale 80035, abbiamo fatto una breve introduzione su quella che sarà l'edizione Cantanola 2026, la nuova edizione, però adesso vogliamo soffermarci giusto qualche minuto di riflessione con voi sulla festa dei Gigli di Nola. Io l'ho preso qualche appunto giusto perché noi dobbiamo iniziare da qualche parte. Certo. Ricordiamo che oggi non avremo ospiti perché è la prima puntata, poi dalla prossima settimana avremo un ospite. Anzi, un ospite lo dovevamo avere, purtroppo non è potuto intervenire, che come ogni prima puntata noi chiamiamo al Vescovo Sua Eccellenza Benemino De Palma. Purtroppo mi ha telefonato all'ultimo momento che era impegnato in una riunione a Napoli, quindi è tutto rinviato al prossimo mercoledì con questa diretta con il Vescovo Benemino De Palma. Bene, quindi abbiamo rinviato con Sua Eccellenza l'appuntamento a settimana prossima, naturalmente sarà un piacere e tradizione. A proposito di Vescovo, Giorgio, vorrei fare un saluto, non so se ci sta ascoltando oppure no, a mio cugino, Vescovo Michele Auturo, che oggi è passato arcivescovo ad Benevento, quindi faccio i miei migliori auguri all'arcivescovo, era un vescovo ausiliare, passato arcivescovo nella chiesa, nella cattedrale del comune di Benevento. Tantissimi auguri all'arcivescovo Michele Auturo. Bene, allora perdiamo giusto qualche minuto, qualche riflessione, ci fa piacere se commentate anche voi o ci inviate un WhatsApp anche vocale, dove abbiamo dato il numero, l'abbiamo scritto nel Mi primo stanno piacendo momento, le canzoni comunque, i primi messaggi arrivano, canzoni stupende, sì, infatti. Vogliamo fare qualche riflessione però, insomma, da dove eravamo rimasti, perché io sono andato a ritroso, quindi agli ultimi post di Cantanola, dove riportavamo la rassegna stampa del giorno successivo alla festa, insomma, ho preso appunti
di quello che ho trovato anche sulla nostra pagina e un po' anche in rete. Quindi facciamo un passo indietro, 29 giugno 2025, ho aperto la pagina di un noto, testata nolana, e il titolo è: Nola, la Fondazione Festa dei Gigli sospende 4 capi paranza per i maxi ritardi del 2025. Quindi dopo 2 mesi dalla festa c'è stata da parte, però ricordiamo, il provvedimento è stato firmato dal commissario della Fondazione Festa dei Gigli, che era il viceprefetto Roberto Esposito. E naturalmente diceva fatti che riguardano la processione pomeridiana domenica 29 giugno terminata alle 14:30 del lunedì successivo. I responsabili, che sappiamo insomma, che sono stati non da noi, indicati dall'ex commissario della fondazione, e ai responsabili prepararsi in occasione della festa del prossimo anno il fatto divieto di essere presenti davanti a qualsiasi macchina della festa. Insomma, non si era chiusa in un bel modo, perché ricordiamo, si è chiusa alle 14:30, noi l'abbiamo certificato più o meno alle 14:10, l'abbiamo certificato nel nostro video in diretta. Insomma, è stato forse il punto più basso che abbiamo toccato nei secoli, perché ogni anno è sempre di più, però noi a tutela sia di coloro che vogliono fruire della festa, a tutela dei collatori che mantengono l'impegno con la propria paranza restando fino all'ultimo, ma soprattutto i maestri di festa, che sono quelli che si impegnano un anno intero, poi vedere tutto quello che succede dopo, insomma, penso non sia molto edificante anche per i maestri di festa. Poi ho preso nota anche di una lettera del Monsignor Marino, vescovo di Nola la città, che è stata appunto pubblicata dalla diocesi di Nola, ripresa dai social, giusto qualche stralcio da parte del vescovo Marino, e questo qui scrive il 3 luglio questa nota, perché ricordiamo quello che c'era stato. Dice: io ho estrapolato giusto qualche frase: alla barca gli obelischi di giungere in piazza la mattina prima di mezzogiorno, un luogo insolito rispetto al passato. Difatti ci eravamo meravigliati, La mattina è andata dicevamo: ma bene. come, cioè, davvero le premesse c'erano tutte, a mezzogiorno stavano tutti in piazza. È stato bellissimo, perché abbiamo goduto della processione, con calma siamo andati a mangiare e quindi poi prepararci per dopo. Però dice il Monsignor Marino: purtroppo gli episodi con qualche tratto di violenza verificatisi nella notte ribalzati all'occhio della cronaca vanno incondizionatamente condannati, quindi la condanna da parte del vescovo. Un altro stralcio che ho evidenziato è ristabilire la frattura evidente tra famiglie assegnatarie del Giglio, maestri di feste e paranze, spesso ingaggiati da fuori città e da paesi dove si verificano gli stessi problemi. Accade infatti che alla generosa abnegazione delle corporazioni familiari, riscontrabile per un anno intero nelle diverse occasioni, poi non corrisponde alla stessa serietà nel giorno della ballata, dove tutto poggia sulle sole spalle della paranza. Questo è quello che scriveva nel comunicato il 3 luglio il vescovo Marino. Ancora qualche altro stralcio, non voglio annoiarvi. Bisogna pertanto gestire meglio gli orari e curare meglio il linguaggio delle canzoni, tale da essere un vero patrimonio culturale secondo la tradizione e delle sollecitazioni dei capi paranza degli altoparlanti. Questo è uno straccio che ho preso da un comunicato del Monsignor Marino, che trovate ancora sulla pagina diocesi di Nola, insomma tutti gli organi che l'hanno ripresa, dove aveva fatto una lettera molto accorata, aveva richiamato alla responsabilità a tutte le parti in causa, quindi con poche righe ha riassunto un po' quello che diciamo da sempre, no? Che ognuno deve fare la propria parte, voglio dire, la paranza, capoparanza, musica, cantante, ognuno deve fare la propria parte nel rispettare la festa. Bene, allora... Ma più che rispettare la festa, Giorgio, scusami se ti interrompa, è anche rispettare chi viene a vedere la festa. Cioè, una persona non è che può stare lì tantissime ore a aspettare il proprio giglio del cuore, il proprio comitato, con quelle girate sempre che si fanno con le paranze. Cioè, soprattutto avere rispetto verso le persone che vengono da fuori, eppure da Nola,
a vedere il proprio comitato preferito per il proprio Giglio come procede con la processione. E infatti sentivo delle persone di Nola che per vedere il Bico Piciocchio oppure la girata nelle carceri, tra un Giglio e l'altro ha dovuto aspettare anche quasi 2 ore, un'ora e mezza, e questo non è tollerante su questa situazione, perché secondo me dobbiamo essere un pochettino più celeri, come si faceva una volta nelle famose girate, fare soltanto una girata e basta, ma farla pure buona, e procedere con il comitato e con gli altri giri che vengono appresi. Avevo rispetto, perché questa è una questione di rispetto tra comitati, tra maestri di festa, ma soprattutto tra chi vive, il pubblico, quello che partecipa alla festa dei giri. Allora, è stato pubblicato dalla fondazione, quindi dal commissario adesso straordinario, che è il dottor Giovanni Ruggiero, anzi con l'occasione lo invitiamo a partecipare quando vuole intervenire, oppure magari alla nostra trasmissione, ci farà piacere confrontarci. Quindi è stato fatto un protocollo molto chiaro, adesso lo diciamo perché andiamo all'attualità. La fondazione è ritornata molto attiva anche nelle pubblicazioni, quindi quello che sta succedendo nella festa, oltre agli incontri di ogni Giglio, anche sta seguendo tutto il protocollo, il preparativo per la festa. Quindi c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo regolamento per l'assegnazione 2027. Naturalmente hanno dato centralità al maestro di festa e al firmatario appunto nelle classificazioni economiche Ateco. Poi è stato presentato il manifesto ufficiale della festa dei Gigli 2026, realizzato dalle agenzie Guarda che Creativi e Ufficio 101, che presenta come protagonisti il volto di Terasia, moglie di San Polinano da Nola, patrono della città. Ricordiamo che Terasia fece parte del rivestimento dell'ortolano di qualche anno fa, di Tino Simonetti, quindi Terasia ritorna di nuovo alla ribalta in questo manifesto di quest'anno. Poi c'è stato il bando dell'assegnazione dei Gigli della Barca per l'edizione 2027 online, è stato pubblicato il bando relativo all'assegnazione dei Gigli della Barca per l'edizione 2027. Le domande possono essere presentate dalle 9 del giorno 21 sino Giorgio, già sono state presentate tutte quante, anzi già sono in cerca di firme del 2028. Vabbè, allora, ufficialmente le domande possono essere presentate dalle ore 9 del giorno 21 maggio sino alle ore 12 del giorno 5 giugno, quindi la tua è stata un'allusione, ma ufficialmente queste sono le date. Va bene? Già siamo stati nel 2028. Lasciamo stare. Allora, poi veniamo un altro poco, insomma, un'altra cosa che riguarda proprio fresca, questa è un'altra cosa, un altro fatto molto fresco proprio, che naturalmente sappiamo domenica si è tenuto il Giglio a Casamarciano. Naturalmente ci sono due correnti, c'è chi si indigna perché dice perché fare, però ci sono anche fautori, perché dicono questi gigli che vengono fatti nei paesi confinanti, perché Casamarciano e Nola insomma stanno veramente, anzi più che confinante, è una fucina per i nuovi collatori che pure prima facevamo, è vero che non delle dimensioni normali, però in ogni rione veniva fatto un giglio piccolo e dove ognuno si vuole le barche, no? E così i ragazzi insomma incominciano a collare. Quindi c'è una doppia, un doppio pensiero, c'è chi dice insomma è indignato quando si fa un giglio fuori Nola e chi no. Però a tal proposito la fondazione è corsa ai ripari. Corsa ai ripari, siccome è stato registrato, è stato brevettato il nome Festa dei Gigli, non potranno, qua ho qualche dubbio che poi il presidente della fondazione dovrà risolverci, perché in verità non è vietato fare il giglio, non è stato, però quello che almeno ho capito io è stato brevettato il nome Festa dei Gigli. Quando fanno il giglio in qualsiasi paese, e se ho capito bene anche nelle feste centenarie, non possono usare la dicitura Festa dei Gigli, o possono usare tipo Sagra del Giglio, ma non Festa dei Gigli. Questo è stato brevettato dal comune di Nola, però questa magari questa cosa ce la comunicheranno, e quindi il presidente
appunto Giovanni, commissario straordinario della Fondazione Feste dei Gigli, Giovanni Ruggiero, ha presentato la settimana scorsa ai comuni confinanti questa voglio dire ammonizione per ricordare appunto che c'è questo marchio. Questa era un po' la cosa. Bene, allora noi intanto andiamo ancora oltre, ricordiamo che siete in diretta su Cantanola Gigli di Nola in radio e portale 80035. Abbiamo ascoltato le 9 canzoni, naturalmente anche quello che riguarda, voglio dire, un piccolo passo indietro e poi guardando al futuro. Guardiamo al futuro ancora perché quest'anno, ricordiamo, le paranze saranno 7 di Nola e 2 appunto di Fuorinola. Ci sarà la mondiale, la super team una mondiale, e poi ci sarà appunto la paranza bruscianese. Allora, vogliamo andare a leggere un pochettino i maestri di festa e tutto lo staff dei Gigli, i 9 Gigli. Inizi tu col Giglio dell'Ortolano, con la famiglia Iannicello, che cogliamo l'occasione anche di salutare Filippo Iannicello e la sua famiglia. Poi il firmatario Santolo Petrone, poi abbiamo diciamo divisione musicale la Grecos Band, cantanti Salvatore Minieri e Luigi Inverno, parolieri Nicola Natalizio, Pasquale Viviani, Feliciano Natalizio e Venanzio Dante Mercuriano. Impianto audio Nola Sound 2, Paranza San Massimo alla Trinchese, progettista Raffaele Donnarumma e costruttore Bottega d'Arte Mosca. Il Giglio dovrebbe essere posizionato in piazza Clemenziano. Perfetto, questo è il Giglio dell'Ortolano, maestra di festa, famiglia Iannicello. Poi andiamo al Giglio del Salumiere 2026, maestro di festa Gregorio Corcione, Giusy Lamarca, Raffaele Lamarca, Anna e Giuseppina Tufano. Firmatario Maria Napolitano, presidente onorario Antonio Ambrosino, presidente dei festeggiamenti Arturo Amoroso e Alessandro Borzivecchio, cioè questo è un nome straniero, giusto? Poi abbiamo la visione musicale di Cappelluccio Band, i cantanti Paolino Di Somma e Antonio Palma Tufano. I parolieri sono Ascanio Castaldo, impianto audio Nola Sound 2, Paranza Pollicino, e la postazione il costruttore è Tudisco, e la postazione del Giglio è Piazza Paolo Maggio. Andiamo al Bettoliere, maestri di festa famiglia Caccavale, firmatario Girolamo Angeletti, presidente onorario Giancarlo Moccia, divisione musicale Forinos Band di Franco Forino, cantanti Rosario Caccavale, Armando Della Pia e Teodoro Liberti, paroliere agglomerato zero, impianto audio Raffaele Lieto, Paranza Volontari, progettista Giovanni Scala, costruttore Bottega d'Arte di Risco, postazione Giglio, piazza Immacolata. Benissimo, andiamo a leggere i maestri di festa del Giglio del Panettiere, che io non riesco a leggere, leggi dopo vado io per quanto riguarda... Allora diciamo il nome del comitato, perché sono tanti, sì. Il nome del comitato è I Love San Paolino. Ah, ecco, I Love San Paolino. Firmatario Raffaele De Rosa, presidente onorario Luigi De Sena, presidente dei festeggiamenti Francesco Pizzella, presidente del comitato d'onore Vincenzo Di Pietro, divisione musicale De Senas Band, cantanti Felice Parisi e Luigi Abate, paroliere agglomerato zero, impianto audio Vecchione Service, Paranza Stella, progettista Pasquale Biancardi, costruttore Bottega d'Arte Giudisco, postazione Giglio, via del Carmine. Andiamo con la barca di San Paolino 2026. Il firmatario è Agata Mascia, presidente onorario Domenico Longo, presidente festeggiamento Felice Meo, presidente del comitato d'onore Franco Forino e Felice Forino e Raffaele Laurio. La visione musicale è della Mutos Band, cantanti Pietro Fiordellisi e Michele Denano, giusto? Ho detto bene? Sì. Poi la Paranza è la Fedelissima, il progettista è Tommaso Esposito, costruttore Tudisco, postazione della barca
Vicolo Duomo. Ricordiamo Mestre di Festa, Felice Meo con Elisa Luongo, con Giovanni, Antonia e Francesca Pia. Passiamo così al Beccaio, Giglio del Beccaio 2026, Maestri di Festa, Comitato Armonioso, firmatario Antonio Mauro. Poi abbiamo divisione musicale, Forino Spenzi, Felice Forino, cantanti Paolino Stefanile, Mauro Capasso e Emanuela Guarino, parolieri Agglomerato Zero, impianto audio Fratelli Santella, Paranza Gioventù Bruscianese, progettista Sabato della Pietra, costruttore Bottega d'Arte Vecchione, postazione Giglio in Piazza Villa. Vai con il Giro del Calzatore 2026 con i Maestri di Festa, che Troppo piccolo. troppo piccolo. Ok, gli occhiali non si usano. Maestri di Festa, Sebastiano Giuliano, Anna Franca Riccardi e famiglia, poi Marco Cutolo, Martina Izzo e famiglia, Carmine Miniere, Antonietta di Napoli e famiglia, Antonio Settembre, Maria Spirito e famiglia, Orlando Candiglio, Antonetta Badino e famiglia, firmatario Isidoro Tardivo, presidente onorario Orlando Santaniello, poi divisione musicale Manco Sbente, cantanti Edoardo Ammirabile, Davide da Fuscola e da Fiotti, paroliere Domenico Maddaluno e Gianmarco Ceci, impianto audio Irollo Service, Paranza Orgoglio Donano, progettista Marco Cutolo, costruttore Bottega d'Arte Luisco. Vai ancora, vai. Io vado al salto che sono più grandi le parole. È troppo infatti. Maestri di Festa e famiglia di Petrillo. Poi abbiamo divisione musicale Odissea Esperienze, cantanti Antonio Imperioso e Luca Mascolo, paroliere Antonio Mercogliano e Michele Della Gara, impianto audio Nola Sound 2, Paranza Super Team La Mondiale, progettista Antonio Scala, costruttore Bottega d'Arte Toppi, postazione del Giglio in Piazza Giordano Bruno. Andiamo al Giro del Sarto, giusto? Vai. Il Giro del Sarto, Maestri di Festa, Comitato Un Fiore per San Paolino, firmatario Giovanni Notaro, presidente onorario Giuseppe Sommese, presidente dei festeggiamenti Famiglia De Rigi, visione musicale Vizzo, poi i cantanti sono Massimo Cozzolino, Giuseppe Abbate e Angelo Falco, parolieri Pasquale Viviani e Danilo Di Falco, impianto audio Nola Sound 2, Paranza Impero Nolano, progettista Giuseppe De Sarno, costruttore Tudisco, postazione del Giglio, Piazza Collegio. E questo, diciamo, erano le 9 corporazioni del 2026, Maestri di Festa, i cantanti parolieri, il presidente onorario più le postazioni di Gigli. Io volevo soffermare una cosa, Giorgio. Ho visto il filmatario del Giglio di Raffaele Caccavale, del Giro del Bettoliere, che poi abbiamo fatto le scuole insieme, Gino Mangialetti, che io lo saluto cordialmente, cioè noi della stessa classe mia, 1968, pensa che pure noi potremmo filmare tra poco per qualche Giglio. 1968, quindi avere 57 anni, quindi contributi e gli ultimi 5 anni di residenza a Nola, possiamo firmare pure noi tra poco. Quindi se vi occorre un firmatario, si è proposto. No, l'unica cosa è i 5 anni di residenza a Nola che non ho. L'unica cosa negativa. Va bene, amici, ogni tanto si scherza pure, siamo oramai quasi agli scoccioli di questa puntata, di questa nostra prima puntata di Gigli di Nola in radio. C'è qualcosa da aggiungere? Allora io direi andiamo a riascoltare Qualche le canzone vecchia, canzoni, Giorgio, le canzoni tecniche, oppure facciamo qualche ascoltare canzone una di vecchia. queste canzoni. Sì. È quella che ho ascoltato particolarmente, sono tutte belle, le ascolteremo tutte. Questa del Panettiere 1994 ha una carica davvero incredibile, andiamo ad ascoltarla. Così bella come il mare, sti cuore che sono sempre innamorata, ad anni di tempo sapevo te. So Cristo giura, eternamente a gioia di mare, un amore che nessuno possa
di dettare e un gioiello con una bella dare, uno suono d'oro, una carezza cara, amore bene solo può vedere. E pastuciglia, sospira sta canzone appassionata, parole tra s'attrecciano perché così strani e canta insieme a te. Superabili e barrette, a tutta la riuscita e rispettata, ora costruisci che stanno non tornare, insieme a ste feste mai stare. Scioglie e pure, l'insuperabilità sotto giro, si la leggenda, la storia e sta città, lo scrive e si spalla la verità. Bellissima canzone questa in concorso, ricordiamolo, il Panettiere 1994, Nata canzone, cantata da Tino Simonetti, veramente molto bella. Allora, tu mi hai detto c'è un'altra canzone sì, che già la stanno votando, che è il Fabbro 1978, Preghiere alla sposa di Mimmo Marotta. Facciamolo ascoltare anche agli amici che l'hanno votata. Sempre in diretta su Radio Cantanola, Gigi Nola in radio, con Lello Dolcia e Giorgio Napolitano, in collaborazione con 80035. Samba unire, guarda la stilosa, come torno della grana pucella, si riavvolge la cantorna. Piezza, piezza,
sta piso d'oro, lacrima data, l'anima più carnale, appassionata di amore come a te, tollega di da luce si condanna, pure stai a provare questa emozione, sono desideri tanto storia cara, quando momento a casa dai a te, sull'ida la scrittura chi sfuggirà, cosa che rinde che la sta scopriava, vita con madrenna la ti parla, se forse giovane non va a guardare. Abbiamo ascoltato anche Fabbro 1978, Preghiera una sposa di Nicola e Felice Natalizio, canta Mimmo Marotta. Sull'ida la scrittura chi sfuggirà, cosa che rinde che la sta scopriava, vita con madrenna la ti parla, se forse giovane non va a guardare. Bene, abbiamo ascoltato così. Allora adesso direi, Lello, andiamo a riascoltare di nuovo le canzoni in concorso quest'anno, 9ª edizione, Cantanola 2026, la canzone del Novecento. Votate, votate, votate. Verranno premiate le prime 3 canzoni che tramite voi dovete votare tramite le nostre pagine o la nostra email. Va bene, andiamo a ascoltare di nuovo il riepilogo di queste 9 canzoni. Oramai siamo quasi giunti al termine, sono le ore 21 e 45 minuti primi, sempre in tutto in diretta da Radio Cantanola. Questo programma lo portiamo davanti da tanto tempo, veramente, anzi siamo la prima radio itinerante sulla festa dei Gigli, quindi se qualcuno di voi Diffidate dalle imitazioni. se qualcuno di voi vuole essere fatta qualche trasmissione dall'ufficio, da casa e qualcosa, siamo a vostra completa disposizione. Quindi noi siamo la prima radio itinerante sulla festa dei Gigli di Nola. Allora a questo punto andiamo a fare il riepilogo delle prime 9 canzoni che io vi vado prima a leggere, poi le ascoltiamo, che sono il Giglio dell'Ortolano 1972, Fiesta di Peppe Carosone, Salomire 1984, A più bella del Rosa di Enzo Parisi, Bettoliere 1973, Paché di Tonino Di Maiolo, Panettiere 1994, Nata canzone di Tino Simonetti, Barca 1980, A Barca dei Suon di Tonino Giuliano, Beccaio 1983, A Culane San Paolina di Carmine Parisi, Calzolaio 1980 e Tornotora di Domenico Rufino, Fabbro 1978, Preghiera una sposa di Mimmo Marotta, e infine Sarto 1984 e Festa Paesà di Raffaele Caccavale. Allora come si fa? Come fate a votare? O tra le nostre pagine di Cantanola, Gigli di Nola in radio, o mandare un messaggio in privato, oppure un'email a cantanola@gmail.com. Allora, volevo ricordare che questa edizione e anche le prossime edizioni saremo sempre in diretta, oltre a Cantanola, anche con portate 80035 con il presidente Antonino Cassese, e cogliamo l'occasione di salutare. Allora Giorgio, facciamo ascoltare le 9 canzoni, poi andiamo ai thank you e ai saluti finali. Ortolano 72. Che
tu solo con un raggio. Sono 1084. Quando rose faccio, ne potessero vedere, la più bella di rose, certamente sei tu, a giocare di sogni, festa mia così, tu sei l'unica respiro tu sei firme e stata primavera, tu sei amore, tu sei bene, tu sei freccio, madre mamma, Vittoriano 73. mamma, scriva noi, lontana una cucina di un guaglione, ma la disperso noi, a pieno di passione, timba su una diamante, valente annanza l'oggi tutto il mare, perché non me la sai. È bella festa mia, è bello pure amore, ma non ne mi tengo giù. La Mittiere 94. Cosa sapevo in bionda forastiera, sta festa che si bella come il mare, sti cuori che sono sempre innamorata, a tanto di tempo sapevo te, so chi si giura, eternamente a gioia di mano, non vuole cara, nessuno può sapere, che sia risposta mica non va a te. Barca 80. Simpatia, si mantiene l'allegria, è una festa sciamanata, che ricorda Samarina, questa barca insieme tutta, c'è per te felicità. Viccario 83. Tutto destino da sta città, ma parla brillando come il giornaliere, mi si sposta per qualificare, ma di sta vetrina, tra tanta pizza rara, si trova da burlare, una vera rarità, sono solitaria, gli unici da rara, qua passione, tuo popolo non va, tuo perlo, qua diamante, smeralda, qua marina, tuo gemmo, tuo pomone, tu ci resta città. Carzolai 80. Abbracciano sospiro, tanta felicità. Fabro 78. Samba e guarda la filosa, come tempo che la grana sembra. Si figlia vanno, ma cantare tu sulle sognate viene a malla ma vita sognata, cama della vita mare crudolora, si non so degni balla ballata, passi creatura mea che conoscenza, traprega con gli sposi con la mamma, fammi grazia dopo di tornare, giugno quando balla una vigilia, tu sulla Bologna sarà ballata. E festa paesana, da Fede Caccavalli.
WhatsApp 84. Io sono rimane questo pensiero, ma che ci vogliono sì, una fata bruna, per questo cuore che mi fa morire. Bene, così abbiamo ascoltato anche le 9 canzoni in concorso. Allora, intanto ci è arrivato qualche vostro WhatsApp, qualcuno ci chiedeva in merito al Giglio che appunto è stato costruito a Brusciano. Allora, che noi sappiamo, il Giglio è stato costruito, innanzitutto Brusciano rientra tra le feste centenarie, insieme a Barra, insieme a Casavatore e Crispano. Rientrano tra le feste centenario, quindi diciamo che stanno vivendo come le nuove generazioni, anche loro la festa ormai è nata. Però il Giglio, che è stato costruito a Brusciano, è stato costruito dall'amministrazione comunale per promuovere appunto la festa dei Gigli di Brusciano in onore di Sant'Antonio da Padova. Come è stato fatto a Nola qualche anno fa sulla piazzetta Immacolata per salutare il Giglio d'Italia, l'amministrazione comunale ha voluto, insomma, si sente rappresentata appunto pure loro dai Gigli, giustamente, perché ormai sono davvero più di 100 anni che viene fatta la festa a Brusciano e quindi anche loro ce l'hanno nel DNA. Cosa diversa, come dicevamo, è stato registrato il marchio Festa dei Gigli, quindi se vedete bene pure la locandina che è stata fatta dal comune, non viene indicata Festa dei Gigli in nessuna parte, viene indicato nel commento, quindi voglio dire, loro, Brusciano è tra le feste centenario dove appunto la festa appartiene anche alla loro identità culturale. Bene, abbiamo fatto naturalmente... Poi avremo degli ospiti illustri durante queste trasmissioni dove appunto chiederemo dei chiarimenti in merito, entrando più nel sottile della questione e ci fa piacere che siete molto attenti e ci chiedete giustamente delle cose che riguardano la festa dei Gigli. Benissimo, mancano 2 minuti per le ore 22 e vado a leggere i thank you di questa nostra nona edizione, prima puntata su Radio Cantanola, Gigli Nola in radio, che sono Carmine Napolitano, fotografo, Nola e Napoli, Minichini, meeting, eventi in via Castelcicala a Nola, tutto ufficio Buffetti a Nola, Citroen Iannicello a Nola, tenuta la marca eventi a Saviano, bar pasticceria Minichini a Nola, gruppo Vecchione Home, gioielleria d'amore a Nola, Pacchetto Pizzeria Dovicella, Falegnameria Talese a Nola, abbigliamento La Gatta a Brusciano, Pizzeria Gastone a Cimitile, studio legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, gioielleria Cerno a Saviano, antica ferreria De Filippis a Nola, Neon Carman in località Pizzone a Nola, EKF Mod, Sartorie Marinare, Moda Mare, Luis Parfum a San Giuseppe Vesuviano e infine Cantanola Show Eventi. Allora, siamo giunti al termine di questa nostra prima puntata, andiamo con la sigla e i saluti finali. Bene, siamo giunti alla fine di questa prima puntata, non edizione di Cantanola. Noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre ore 21. Potrete riascoltare questa puntata, verrà caricata anche su YouTube, su Instagram e appunto Facebook, Cantanola Gigli Nola Radio. Ringraziamo ancora una volta Portale 80035 per la condivisione della diretta e naturalmente nella persona del suo patron Antonino Cassese. Salve a tutti, buona serata da Giorgio Napolitano.
Eccoci qua anche da parte mia, più cordiali buonasera e buona serata, a risentirci mercoledì prossimo, sempre a partire dalle ore 21 con questa diretta. Speriamo di avere anche qualcuno in diretta, qualche nostro ospite. Quindi vi ripeto, appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 21. Da Lello De Lucia e da Giorgio Napolitano una cordiale buona serata.